Buonasera. Se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non vuoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio egli vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. Io t'amo, ti amo, ti amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. La fede è il più bel dono che il Signore ci dà per vedere Lui. E allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Buonasera, buon venerdì amici a casa. Ciao, 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 ciao e ancora ciao. E sarà, e lo sarà una grande puntata. Siete pronti? Mettetevi molto comodi. Ma non così comodi se non avete a portata di mano il vostro telefonino, perché 348 80 40 254 è il numero per i messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti e forse dovrebbe arrivare, è un po' in ritardo, però ho sentito il campanello prima suonare, proprio prima dell'inizio di Casa Peiretti, dovrebbe arrivare qui la zia Marta tra un po'. Però voi, mi raccomando, comodi, rilassate, cantiamo insieme fino alle 21. Non ci siete per nessuno, perché siete tutti per me. Grazie amici a casa. Fate un po' di spazio adesso lì davanti, comodi tra virgolette. Fate un po' di spazio lì, tra un po' giocheremo, lo zainetto, gli indizi, qualche aiuto in più. Ma adesso voglio vedervi saltare, voglio vedervi ballare con questo brano. Qui, sulle manine tutti, più su.
come fa? Ma che bello! Bravo Paolo in regia! Piccolo capolavoro alle mie spalle. Bravo, 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 bravo il nostro Paolino! Che poi andiamo in giro quando facciamo le esterne anche per la gente che lo incontra. Non è più Paolo, è Paolino! Il mio Paolino. Ragazzi, siete pronti? Lo faccio entrare? Ve lo faccio vedere? Ve lo faccio vedere! Eccolo qui, lo zainetto! Lo zainetto ufficiale di Rete 7! Ma va che bello! Aspetta che lo tiro un po' su con queste tecnologie che abbiamo. Oh, aspetta. Eccolo qua, eccolo qui. Ragazzi, è il terzo giorno, È il terzo giorno e bisogna indovinare cosa c'è nascosto qua dentro. Anche perché siamo a fine settimana, mica mi volete lasciare sabato e domenica con l'oggetto qui, no. E gli indizi sono testa, bianca, TV, frutta, insetto. Ripeto, testa, bianca, TV, frutta, insetto. Come ho detto ieri, è un oggetto che per le vostre mani è passato, magari una volta sola, magari ve l'ha dato un amico, un'amica, oppure passa diverse volte in un giorno, non troppe perché poi fa male. E vi ho aiutato, ma che vi ho aiutato tanto, vi ho aiutato tantissimo. E quindi nel secondo tempo aprirò le telefonate. Nel secondo tempo, amici, nel secondo tempo io ringrazio che arrivano già. E poi quando le apro nel secondo tempo non chiamate più. Quindi nel secondo tempo gli indizi sono questi: testa bianca, TV, frutta, insetto. Chissà cosa ho nascosto qua dentro. Ok? Vabbè, ve l'ho già detto che questa sera non sono solo, però lei vuole un'entrata trionfale, la sua entrata. Signore e signori, è venuta a trovarmi, e di ciò ne sono veramente felice, la zia Marta! Eccola qua! Ma sempre sto balletto. Sì. Eccola qui. Io direi che l'entrata l'abbiamo fatta ed è venuta molto 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 bene. Sì, anche perché io tutte le volte che vengo qua Sì. e la vedo ballare... Ha qualcosa contro il mio ballo? Ah, perché quello è ballare. No, è sfogarmi. Non è ballare, non è ballare. Mamma mia, non c'entra niente, ma il suo ballo... Ma andasse almeno a tempo, voglio dire. Ma Visto vado a che tempo. canta, Ma sì. più Come o meno no? abbia pazienza. È perché io Buonasera, amici a casa. mi sfogo. Sì. Do libero alla mia arte, chiamiamola così. Sa perché sono un po' in ritardo? È in ritardo, sì. Sono le 20:15, 15 minuti in ritardo. Perché Perché? non ero sicura di essere venuta in casa giusta. Che cosa? È 6 anni che andiamo in onda di qua. Sì, lo so, ma poi guardo, casa d'Artagnan è diventata questa. No. Come si è conciato? Non le piace? Non le piace il mio nuovo look? Ma Non ho più la barba, capelli tirati indietro e pizzetto. Ma le spiego perché. Lei dovrebbe... D'Artagnan! È uguale, guardi. Dai, basta. È lei, Oh Paolo, non ci mettere anche tu che è già una puntata Uguale. difficile. Perché col tempo la barba diventa bianca e ci sono dei bei uomini con la barba bella bianca, tutta però uniforme. Io sono a chiazze, come ho detto l'altro giorno, sembro un panda e quindi ho dovuto toglierla. Che poi di solito devo dire che quando l'uomo mette questo brizzolato, di solito diventa anche più interessante, diventa anche un bell'uomo. Quindi cosa vuol dire di solito? No, Quel no, di niente, solito? Quel volevo- di solito? No, dicevo che di solito poi non sempre succede così. Io sono l'eccezione che conferma la regola. L'ha detto lei, io non ho detto niente Senta. del genere. Tra l'altro come sei vestito stasera? Bene. Io ho un pigiama uguale. Ma non è vero, sono tutto pieno di brillantini. Guardi che spettacolo. Guardi Tieni che anche bello. abbastanza caldo, un po' felpato, adesso per la nanna va benissimo. Comunque vabbè. Visto che qua di a loro, ai nostri amici a casa, un ulteriore indizio. Abbiamo detto, le andiamo a leggere qui: testa bianca, TV,
frutta, insetto. Vai Sì, Paolo, allora. aspetti che non sono ancora in sovraimpressione. Lei mi ha detto di aggiungere quadro. Quadro, Ma amici, quadro. Secondo me è sempre peggio. Perché? No. Poi prima ha cercato di darle un aiuto, non si è arrampicato sui vetri, non lo so, si è capito ancora meno. È una cosa che nella vita prima o poi uno ce l'ha avuta in mano. Non mi Ma guardi. cosa vuol dire? Ma tu sei veramente, lo stiamo proprio perdendo. Comunque, un altro indizio è quadro, ok? Va bene? Meno male che non mi ha invitato ieri, perché sa quanti ne avevamo ieri? 17 mi sembra. Ne avevamo 13. 13 mi Ecco, sembra, sì. Ne avevamo 13, cioè è proprio andato, non so se arriva Natale. Ne avevamo 13 ed era il giorno della gentilezza. Oh, il Avrei giorno trovato del- veramente lungo a cercare di essere gentile e Il gio- carina con lei, quindi almeno la ringrazio per questo. Va bene, ma lo sa che... Oltretutto, Carlo, perdonami, Ma cosa c'è? volevo venire al tuo compleanno, non ho potuto perché sono qua. Sì, ma queste cose le faccia col telefono. Ma che Carlo? Chi è Il Carlo? reale! Ah, il reale. E oggi il suo compleanno mi aveva invitato, infatti Irma è là, io sono qua. Ah, senta, zia Marta, io la ringrazio, è proprio un piacere averla qua vicino, è proprio un piacere. Però devo andare avanti con la musica. No, ma lei vada pure. No, il prossimo è un brano veramente importante, eh. Vuole stare qua vicino No, a me? me ne vado, me No, ne no, vado. no, stia. Me ne ritorno dopo. E penso a te. Un capolavoro. Battisti, Mogol. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa è tardi e penso a te, t'accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te, sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Che canzone, che testo, io non dormo e penso a te. Facciamo il finale insieme, amici. Pronti? Arrangiamento mio. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano,
Zia ha visto che canzoni che Mi dica cantiamo qua. Darti! Non sono D'Artagnan, non sono D'Artagnan, sono Enrico Peiretti, ok? E allora si faccia di nuovo crescere la barba come se non fosse. Paolo! Perché così, uguale. 348 80 40 254 il numero per tutti i vostri messaggi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, fatelo, perché per noi sono fondamentali. Adesso interrogo la zia. Nei suoi occhi c'è la vita e c'è l'amore. Oh! Semplice. Brava, devo dire, brava. Credevo di che canzone si tratta, come si intitola? Si intitola Yesael. Adesso andiamo a cantarla per Va i nostri bene. amici a casa. Facciamo così. Dopo. Dopo c'è una sorpresa. Oh! Nessuno telefonarmi tu non puoi, perché a quest'ora tocca a lui starti vicino. Così nessuno mai mi tiene la mano. Nel buio affiora la paura e mi addormento coi complessi di un bambino. Sogno e risogno la vita mia, gli errori fatti che rifarei, i nostri patti riguardo a lei. Ma se non l'ami perché ci stai, lui si serve di te mentre io ne ho bisogno per vivere. Lui è signore, uomo libero. Tutti! Chi è nessuno mai, 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 nessuno. Io tra la folla un burattino con i fili ingarbugliati del destino. Chi è nessuno mai, 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 nessuno. E sugli opuscoli il sapone l'ho scambiato per un cuore di cartone. Amare senza limiti è dove sbaglio io, eppure devo amarti, amore mio. Sulle mani a casa! E adesso voglio sentire voi. Nei suoi occhi c'è la vita e c'è l'amore. Di più. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sto seguendo una luce che cammina. Lentamente tanta gente s'avvicina. Insieme! Yesael, 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 Yesael. Mille volti come sabbia nel deserto. Mille voci come onde in mare aperto. Terza strada sta sfiorando i grattacieli. Quinta strada sta volando verso il sole. Più forte di prima, tutti anche Paolo. Yesael, Yesael.
Pubblicità. Torniamo subito, 2 minuti e mezzo. Nel frattempo, mi raccomando, tanti messaggi e cantate insieme a noi. Andiamo a fare un po' di shopping, Paolo? Vai. Bentornati in questa seconda parte, sono le 20:30. Ricordo a voi a casa e alla zia Marta che lunedì ci sarà qua vicino a me Alessia Chelucci. Me la saluti quando la vede. Sì, allora bentornati in casa d'Artagnan. Basta. Questa sera, Adesso Paolo metti una foto dietro, 2 maroni. questa sera vorrei duplicare il giochino. No, il giochino è uno solo. Sì, allora, che cos'ho nella tasca? Ma no. Ci sono gli... Ecco qua d'Artagnan. Ci sono gli indizi che ho scritto qua per aiutarvi, cari amici a casa. Ma Gli indizi per indovinare cosa c'è nella tasca di zia Marta sono... Ma cosa c'entra? Poi magari indovinano il mio e non il suo. Tombino, porta, zerbino, porta... Ma di nuovo porta? Sì, e salva slip. Ma scusi, abbia pazienza. Allora, Abbiamo già un gioco che già è difficile Sì. che devono indovinare tra un po'. Apro le telefonate. telefonate a zia Marta, che cos'ha nella tasca? Ce n'è uno che porta leggermente fuori. Ma no, ma ce n'è 2 scritti uguali, 2 volte porta scritto. Sì, 2 volte porta, ma sono 2 porte diverse. Allora faccia vedere, se vuol fare il Ecco, suo... allora, ok, vabbè. praticamente Sì, ma c'è tombino, abbiamo capito, tombino. porta, Sì, l'abbiamo capito. zerbino, Sì, porta e salva slip. Stia fermo un attimo, andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Nancy. Ciao, Vediamo se Ciao Nancy da Aosta. da Aosta. Nancy, oggi i giochi sono 2 perché zia Marta è imprevedibile, si è inventata, però adesso parliamo del gioco quello vero. Gli indizi sono testa bianca, TV, frutta, insetto. Cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Provaci Nancy. Spero, coccinella. Una coccinella. Perché coccinella? Come sei arrivata a coccinella? Insetto e la coccinella. Ci sta. Potrebbe essere nella frutta si può trovare la coccinella, Sì? TV coccinella, una coccinella può essere bianca, la testa della coccinella, e poi il quadro, io ad esempio quando faccio i miei quadri che dipingo e li regalo attacco sempre una coccinella sul quadro. Allora facciamo così. Appena hai pronto un quadro ci mandi una foto al 348 80 40 254 e noi la manderemo in onda e voglio capire la tua arte. Saranno bellissimi, ne sono convinto, ma non è l'oggetto nascosto all'interno dello zaino. Ma non mettere giù Nancy, perché allora prova con zia Marta. Cos'ho nella tasca? Tombino, porta, zerbino, porta. Però non giri a favore della telecamera. Salva slip. Ma come fanno su 2 piedi così? Vabbè Nancy, giochiamo. Tombino porta, zerbino porta, salva slip. Cosa può essere? Ma non Cos'ho posso... cos'ho nella tasca Nancy? Non lo so. No, ma non possono. Peccato. Ma non può. Vabbè, grazie lo stesso Nancy, grazie. Ci riproverai. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie. Buon weekend a tutti, grazie e saluto tutti quanti. Ti vogliamo bene, grazie Ciao. Nancy, grazie mille. Ciao. Quindi non è... mi confonde, i miei amici a casa così mi confonde. No, perché possono avere 2 opportunità invece che una. Pronto, chi sei, da dove? Ha messo giù proprio nel frattempo che stavo rispondendo al telefono. Vediamo se arriva subito una telefonata. In 5, 4, arriva. Pronto, chi sei e da dove chiami? Ciao, sono Orlando da Grugliasco. Ciao Orlando da Grugliasco. Adesso partecipiamo seri, nel senso prima facciamo il giochino dello zaino. Testa, bianca, TV, frutta, insetto. Cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Provaci. Ma allora io provo Vespa. Una Vespa? Perché Vespa? Sì. Perché Vespa? Vespa perché di solito è bianca il motorino. Sì. La testa è una parte del motore della Vespa. Poi Vespa, dunque il giornalista TV.
E la vespa è un insetto ed è attratta dalla frutta in genere. Sei stato molto bravo, perché ci poteva stare tranquillamente una vespa, non è l'oggetto di questa sera, ma Che cos'ho nella tasca? hai un'altra possibilità. Vedi tu, se vuoi partecipare, se no puoi Ma certo salutare. che vuol partecipare. Pensaci bene, Tombino porta, Zerbino porta e Salvaslip. Non saprei. Ma non ti applichi, stai Va ridendo bene. e non ti applichi. Aiuti. Ce n'è uno che porta un po' fuori, che forse è l'ultimo. Va bene. Ma gli altri? Io ti ringrazio per aver giocato con noi, grazie mille. Posso fare solo un saluto velocissimo? Devi. Saluto mia nipote Gaia e la mia famiglia. Ciao Gaia, ciao tutta la famiglia, grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, un abbraccio, ciao. 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 Allora, zia, adesso però ho da degli indizi più concreti. L'ultima telefonata per adesso, di questo tempo. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Sono da Torino. Ciao, Ciao. come ti chiami? Pietro. Ciao Pietro, ma quanti anni hai, Pietro? 9. Ma dai, che bello. Allora Pietro, gli indizi sono testa, bianca, TV, frutta, insetto, coso nascosto all'interno dello zaino. Dai Pietro, provaci, vai. Allora Pietro, gli indizi sono testa. Devi abbassare il volume della TV, Pietro, per favore. Muovi abbassa il volume della TV. Grazie, perché altrimenti io rientro. Dai Pietro, perché ci credo. Allora cosa dico? Dai. Potresti ripetere, per favore? Allora, gli indizi sono testa, bianca, TV, frutta, insetto. Prova, vedere cosa... Nasconda questi indizi che me li porti fuori. Frutta. Allora, sì, testa, bianca, TV, frutta, insetto. Cosa è nascosto all'interno dello zainetto? Ape. Un'ape. Sì. No, mi dispiace, non è un'ape. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio forte, ciao. Gracie. Ciao. Ciao. Ape. Pensateci bene, perché questo non è così difficile. Se ne vada un attimo. E potreste portarvi a casa una cosa carina di zia Marta. Ma non possiamo fare 2 giochi nella stessa sera. Io queste cose dovete dirmele. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Sono Maria. Ciao Maria, ma tu ti bimbi questa sera, che bello. Maria, quanti anni hai? 6. Hai 6 anni, da dove ci chiami? Da Osta. Allora Maria, cosa ho nascosto all'interno dello zainetto per vincere lo zainetto? Testa, bianca, TV, frutta, insetto. Prova un po' a indovinare. Cosa c'è? Cornice. No, non è una cornice. Grazie per aver giocato. Un bacione forte, ciao. Posso fare un salutino veloce? Devi farlo, vai. Mando gli auguri a mio zio Che si chiama? Francesco. Allora facciamo gli auguri a Francesco. Buon compleanno. Buon compleanno Francesco, che meraviglia. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao. È stato più veloce, volevo ancora di qualcosa, bimba, e ho interrotto la telefonata. Adesso basta con le telefonate, riprenderemo nel terzo tempo. Adesso andiamo a cantare un brano molto bello, perché lo sapete che io inizio la settimana con Toto Cutugno e finisco anche con Toto Cutugno, perché mi fa stare bene. Gli amori. Accesi, spenti, stupidi e speciali. 2 consonanti perse in 3 vocali. Son loro che ci aiutano a non sentirci soli, perciò sono importanti e li chiamiamo amori. Gli amori sotto un grande cielo,
o chiusi in una stanza, gli amori in cui hai perso la speranza, gli amori con le spalle al muro o quando dici Dio ci pensa, gli amori in cui non sei sicuro, a cui non dai importanza. Come fa? Ma quanti amori, quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, ma quanti amori, amori ormai scoppiati che non sanno stare insieme, amori al limite della follia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle in mezzo ai mari, a volte si avvicinano per non sentirsi soli, per questo sono grandi e li chiamiamo amori. E poi, ma quanti amori, ma quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Quanti amori, troppi amori, amori appena nati con la voglia di restare insieme, amori al limite della pazzia, quelli che trovi e che non lasci più, gli amori a pezzi da gettare via. Quanti amori e quali amori, con il coraggio e la paura di volersi bene, amori fragili che vanno via, quelli in cui soffri solamente tu e gli altri a dire cosa vuoi che sia. Gli amori sono quasi tutti uguali, la differenza adesso, falla tu, falla tu. Ragazzi, che capolavoro del grande Toto, che capolavoro. Cosa hanno scritto regia? Mi hanno scritto due che gli va giù la linea quando chiamano. No, non è che va giù la linea, sono io che metto proprio giù la linea, perché se non apro le telefonate o canto o parlo al telefono, quindi diventa difficile. Nel terzo tempo riapriremo le telefonate per un paio di minuti. Adesso ci fermiamo. Mi faccio? Dai, Mi dia volume. Ma ce l'ha volume, ce l'ha Sono volume. staccata io. Vi faccio rivedere un attimino chiamate. Cosa ha in tasca zia Marta? Tombino porta, Zerbino porta, salva slip. Allora cancelliamo salva slip che non porta c'entra. un pochino fuori, ma no. c'è un perché che poi vi spiegherò. Tolga il dito. Cancelliamo. Ci vediamo dopo un po' di shopping. Shopping, no, dice adesso shopping. Non shocking. No, shopping. Eccoci qua, prontissimi per quest'ultima parte insieme all'uragano zia Marta. Certo. Non è più zia Marta, è l'uragano Marta. Dipende. In che senso? Dalle volte. Dalle volte. Andiamo a vedere gli indizi e apriamo le telefonate, perché c'è subito qualcuno che vuole parlare in diretta con noi. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto, sono Pino da Irasca. Ciao Pino da Irasca, gli indizi li trovi qua: testa, bianca, TV, frutta, insetto. Cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Provaci.
Ci provo, Mela. Una mela? No! Una mela. Ah, non è una mela, non è una mela. Mi dispiace Pino da Irasca, grazie per aver giocato Obrigado con a voi, noi. buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao Pino, buona serata anche a tutti voi, buona serata a tutta Irasca. Cos'ha zia Marta in tasca? Cosa zia Marta? Magari il prossimo, vediamo. Pronto, chi sei, da dove? Messo giù proprio sul momento. Io ho messo on alla telefonata e lui ha messo giù. Richiamate. Ecco, richiamano subito. Pronto, chi sei, da dove? Sono Aurora. Regia, per favore. Regia, un attimo, Aurora, grazie. Allora, Aurora, da dove ci chiami? Aurora, da dove chiami? Non ho capito. Dove vivi, Aurora? Vabbè, Non ho capito. non importa. chiami? Tu dove sei, amore? Sono a Torino. A Torino, vedi amore, c'è la mamma che suggerisce, salutiamo anche la mamma. Allora, Aurora, nelle testa Bianca TV, frutta insetto, cosa c'è all'interno dello zainetto per vincere lo zainetto? Provaci. Tela. Una tela? Sì. Mi dispiace. Non è, però puoi provare a indovinare l'oggetto della zia. Cos'ha in tasca zia Marta? Tombino, porta, zerbino e porta. Cosa in tasca? Spara un oggetto a caso. Spara un oggetto a caso. Posso dire una musica? Una musica. No, una musica Una musica magari- non è. Grazie lo stesso Ciao, per aver giocato Aurora. con noi. Ciao piccolina. Ciao. Ciao. Non è. No. Comunque sia, è vero che non sarà facilissimo, però gli abbiamo aiutato tanto. Ricordo che oltre a questi 5 indizi c'è anche la parola quadro. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei, da dove? Viviana da Cavour. Ciao Viviana da Cavour. Vediamo se lo zainetto finisce a Cavour. Testa Bianca TV, frutta insetto, cosa nascosto all'interno? Provaci. Mosca. No, è già stato anche detto. Grazie Viviana per aver giocato con noi. Però puoi avere una seconda possibilità indovinando cosa ha nascosto in tasca? nelle tasche la zia. L'indizio è tombino, porta. Chiave. Una chiave. È una chiave? Ci siamo quasi avvicinati. Quasi. Che Vabbè. peccato, brava, ci siamo quasi. Grazie Viviana. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Zia, visto che ormai siamo a fine trasmissione, No. ce lo dica. No, io voglio fino alla fine. Pronto, chi sei, da dove? Quante telefonate stasera, che bello. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Bruno da Rossana. Bruno! Ciao Bruno da Rossana. Vediamo se lo zainetto finisce a Rossana. Gli indizi sono testa Bianca TV, frutta insetto. Cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Provaci Bruno. Mia moglie mi dice la mosca. No, non è una mosca, sarebbe già morta in 3 giorni. Grazie lo sì. stesso. Però vuoi provare a indovinare? Bruno, mi senti bene? Sì, ti sento. Allora Bruno, facciamo così. Adesso la zia Marta ti aiuta col suo giochino, con una cosa che ha deciso lei stasera. Col suo giochino. Gli indizi sono tombino, porta, zerbino, porta, 2 volte porta. 2 volte porta. Aiuti il nostro amico Sì. Bruno. Allora, la bimba di prima si è avvicinata moltissimo a quello che zia Marta ha nella tasca. Perché la bimba di prima ha detto chiave. Guarda un po' bene. Bruno, dato via. Bruno, ci sei? Ci sono. Manilla. Allora, se noi mettiamo questa parola in più, Cosa la vuole? parola... Stia bravo lei, vada un che po'. tardi, è tardi. Non ho togliere 2 ore i di peperoni trasmissione. nel giardino. No, Va no. bene, niente, grazie. È stato bellissimo. Buona serata, pazienza. Bruno, ci sei Va ancora? bene. Ci sei ancora, Bruno? Sì, ci sono. Grazie, Ah, io ti ringrazio per aver giocato con noi scherziamo e ridiamo, però non era l'oggetto mosca per vincere lo Mosca. zaino. Grazie mille. Ciao Bruno. ciao. 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 Ma io le rovino il suo di gioco. No, Ma veda un po'. no, però resti qui che andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati di C'è stasera. ancora un telefono. Che peccato. Andiamo a leggere i messaggi, Paolo. Bravi tutti voi che fate l'elogio alla musica e al canto, donate bontà nei cuori agli umani e addolcite pure la natura. Grazie Rotellini, ciao Rotellini. Ciao, Rotellini.
Ciao Enrico, mi fai ascoltare Pugni Chiusi arrangiata da te, Micchi da Novara? Certo, se mi dai il tempo di arrangiarla la prossima settimana, molto volentieri. Avevo già una mezza idea di rifare Pugni Chiusi. Dai, ok? Ciao Micchi, ciao Novara, grazie. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico, ciao bellissima zia Marta. Buona serata, buon weekend Antonio Perniceri di Ribalta. Grazie Antonio, grazie. Ciao Antonio, che bella foto, bravo. Sempre bello ascoltarvi. Dani da Alessandria. Grazie. Dani, ciao Dani, grazie, ciao. Buon fine settimana, carissimo amico Enrico. Noi ci siamo e ci saremo sempre. Un abbraccio dai fedelissimi. Alfonsina e Germano. Bravi Ormai lo so loro. già, ormai lo so già. Grazie amici cari, grazie. Ciao Enrico, tutto lo staff di Casa Peretti e buon weekend Andrea di Borgomanero. Grazie Ciao, Andrea. Andrea. Ciao Peretti, vi auguro a tutti un buon weekend. Silvia da Motta Alciata. Grazie, ciao. Grazie Silvia. Buon weekend Enrico, buon weekend zia Marta. Chissà perché le Secche Luci e zia Marta non si incontrano mai. Lo dice Marco da Intra. Mistero. Anche un bacio da Verbania, Ciao Marco. Invece Ivo e Palmi di Varedo ci scrivono: ciao Enrico, ti faccio i miei complimenti per la tua trasmissione, ma soprattutto per la tua grande professionalità nell'intrattenere il pubblico a casa. Con l'occasione ti chiedo una cortesia: quando puoi mi faresti ascoltare Volevamo essere felici di Francesco Gabbani? Volentieri, non la so ma la imparerò, comunque se qualche ospite la sa, molto molto volentieri. Grazie per la compagnia, ciao da Elena, ciao Elena, grazie, ciao. Ciao. Ciao zia Marta e Peretti, sì, anch'io vi amo. Buona continuazione. Oh, che bello, ciao, grazie. Qualcuno ci ama. Firmate i messaggi. Dite che amo Stefania da Davide di Villafranca, Piemonte. Voglio dedicarle a te di Giovanotti che arriva la prossima settimana con tanto di dedica. Ti ama. Cosa c'è di più bello Stefania? Ti ama. Buonasera a tutti, Enrico, sono Chica dalla Puglia, saluto e faccio i complimenti a zia Marta che è troppo simpatica. E poi volevo dire, la prossima volta che viene a Medeo gli puoi dire se mi fa una canzone di Alessio, oppure la prossima volta me la fai tu a piacere, ma molto volentieri. Ciao cara, ciao Chicca dalla Puglia. Ciao Mari, grazie. Continuano a arrivare telefonate, E bellissimo. prendiamone ancora una. È bellissimo dai, questa alla sera. fine ne prendiamo ancora una. Buonasera a tutti voi. Buonasera, grazie. Regia, non ne posso niente, se abbiamo un po' di ritardo nei messaggi le leggo quando arrivano sul monitor. Ciao Enrico, buon weekend a tutti, grande inizio con il maestro Battiato, lui era sempre all'avanguardia, che mito. Ciao zia Marta, sempre simpaticissimo, un bel abbraccio, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie Massimo, grazie. Massimo. A domani, un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Sì, Ciao. domani vengono. Cosa succede domani? Lo faremo vedere lunedì. Vabbè. Buonasera Enrico e zia Marta, bravi, buon fine settimana, buon weekend. Lilli da Rorà. Ciao Lilina, dai, prendiamone ancora una. Ciao amico Enrico e zia Marta, un bentornato alla zia Marta che quando è con te, amico mio, Enrico da Collegno, viva Casa Peretti forever. Grazie Enrico, grazie. Ciao Enrico, grazie a te Amedeo per la dedica a Partenopeo di ieri sera, ho soldato innamorata, viva le statuette del Presepe, i quartieri spagnoli, il Vomero, la sfogliatella riccia, la pizza, la pastiera, il caffè, la crema, insomma viva Napoli, non la squadra ovviamente, vabbè questo ognuno. Grazie Roby75, ciao anche Ciao, viva. grazie, bacioni. In mezzo a tutte quelle meraviglie c'era anche la zia, viva sì, zia Marta. Si avvicina un altro weekend ed arriva a rallegrarci l'effervescente personalità della zia Marta. Grazie per la bella settimana musicale che ci avete regalato. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Pier. Grazie mille, un abbraccio. Ma certo, che sì. La prossima settimana molto volentieri. Solita grande serata e viva zia Marta, lo dice Nello. Grazie Nello, grazie. Nello, grazie. lei vorrebbe un altro telefono, non c'è più tempo. Ciao Casa Peretti, volevamo ringraziarti perché riesci sempre a tenerci compagnia con la tua bellissima musica. Martina, Viviana, Sofia e Maura, grazie a voi per essere all'ascolto di Casa Peretti tutte le sere in diretta dalle 20 alle 21, bravi come sempre. Buon fine settimana. Maria Antonietta, grazie. Angela da Torino ci scrive: ciao, mi metti in programma la canzone dei Pooh e Bello Riaverti. Va bene Angela, la prossima settimana arriverà anche Bello Riaverti. Ciao grande, ma lo sai che da un po' che pensavo di chiederti la canzone di Asaei? Se non sbaglio la cantavano i Delirium. Non sbagli, la cantavano proprio i Delirium. Ciao, non dare retta zia Marta, stai bene così, lo dice Milena. Stai bene? Parliamone Milena, parliamo. Grazie per la bella settimana di musica amici. Giovanni e Silvia d'Alessandria, grazie Ciao. Giovanni, grazie Silvia. Buonasera a tutti, una serata fantastica da Pietro. Ho 9 anni, potrei chiedere una canzone da pubblicare? Il nome della canzone è Serata.
Roblox. Grazie, vorrei fare i contenti miei. Non le facciamo in diretta, però vediamo cosa succede la prossima settimana. Grazie Pietro, ciao zia Marta, Enrico e tutta casa Peretti, grazie per farci sorridere anche questa sera. Buon weekend Titti e Giovanni. Grazie Titti. Ciao Titti, ciao Giovanni. Grazie Giovanni, ciao Enrico, saluti da Francesco, Peppe, Alessandro, Emilio e Angela da Omegna, siete bravissimi. Ciao Omegna! Ciao Omegna, il tempo è scaduto, lo vogliamo dire cos'era? No, facciamo una cosa. Allora, accettiamo anche la prossima volta per il mio gioco il messaggio. Se arriva un messaggio con su scritto quello che zia Marta ha in tasca, è vostro! Vabbè, ragazzi, e l'è fatta così. E lei non lo dica. Ma è un mostro di simpatia. La zia Marta! Grazie Paolino! Ci vediamo la prossima settimana, buon weekend! Pensateci, intanto non è difficile.